Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG che apriamo con la cronaca. Ancora violenze di giovanissimi rapinatori. La polizia di Padova ha fermato e rinviato a giudizio 4 giovani tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni. 2 sono già stati espulsi. Ti spacco la faccia, ti sparo, poi la violenza, l'autista della vettura, una donna di 74 anni scaraventata a terra, poi la fuga con il mezzo rubato. Una scena che sembra quella di un videogioco violento, invece è successa a Padova lo scorso 21 novembre. Protagonista un 16enne tunisino fuggito con l'auto, ritrovata un giorno dopo, abbandonata dopo aver provato insieme ad un connazionale, chiedendo aiuto per spingerla, anche in questo caso insultando e minacciando una donna. La sera del 9 dicembre lo stesso copione, insulti, violenze, minacce e il furto di una vettura. La polizia di Padova è però riuscita a rintracciare una banda di tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni, già noti alle forze dell'ordine. Ad incastrarli le telecamere di sorveglianza che li riprendono mentre compiono le rapine, oltre alle impronte digitali ritrovate nei mezzi rubati. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio. In attesa di giudizio sono stati arrestati anche per vicende legate allo spaccio. 2 sono già stati espulsi dall'Italia. Da Padova a Isola Vicentina spaccano la vetrina di un negozio con un tombino e rubano il fondo cassa. Sono stati inseguiti ed arrestati dai carabinieri. Arrestate in flagranza dai carabinieri di Tiene 2 persone, una cittadina italiana di 34 anni e un cittadino senegalese di 35, accusate di furto aggravato in concorso. I militari dell'Arma hanno intercettato una coppia che a bordo di un'utilitaria effettuava soste in prossimità di negozi. Insospettiti hanno monitorato i movimenti dei due che nei pressi di una rivendita di sigarette elettroniche a Isola Vicentina hanno preso un tombino, infranto la vetrina dell'attività commerciale e una volta entrati si sono impossessati del cassetto del registratore di cassa. Subito dopo i due hanno tentato di fuggire, ma sono stati inseguiti, bloccati e arrestati dai carabinieri. È tornata a casa su un aereo ambulanza atterrato a Venezia nelle scorse ore Chiara Tombolato, la moglie di Davide Baggio, il 56enne di Cittadella, vittima di un incidente stradale in Egitto sulla strada tra Hurghada e Luxor. La donna, rimasta ferita mentre era in auto con il marito, subirà un nuovo intervento chirurgico in un ospedale dell'ULSS 6 Euganea. Chiara Tombolato ha potuto riabbracciare i figli e i familiari. Nel frattempo proseguono anche le pratiche per il rimpatrio della salma di Davide Baggio. Il corpo è stato trasferito al Cairo. Il ritorno a Cittadella è previsto entro una decina di giorni. E sono finite le speranze per Teresa Belluco, la ginnasta quindicenne di Villafranca Padovana che lo scorso anno era andata in America per sottoporsi ad una cura all'avanguardia per sconfiggere il sarcoma. Nella sua vita, seppur troppo breve, è stato un esempio di forza e coraggio. Teresa Bellucco, la quindicenne di Villafranca Padovana, affetta da sarcoma, si è spenta a Houston, in Texas, in una stanza dell'MD Anderson Cancer Center, l'ospedale all'avanguardia nella cura dei tumori, dove era arrivata un anno fa per cercare di sconfiggere la terribile malattia che le era stata diagnosticata nell'ottobre del 2022 a soli 13 anni. Teresa e la sua famiglia avevano deciso di provare una cura eccezionale negli Stati Uniti, entrando a far parte di un percorso sperimentale in fase 1, seconda al mondo, che avrebbe potuto portare alla guarigione. Teresa sapeva che sarebbe potuto anche andar male, ma lei ha voluto provare ogni possibilità. L'affetto attorno alla famiglia della ragazza, promessa della ginnastica artistica, è stato immenso e in poco tempo, grazie ad una petizione online, sono stati raccolti 460.000 euro per sostenere le cure in Texas. Teresa ha affrontato tutto il percorso con coraggio, la cura, le lezioni a distanza, l'esame di terza media e il primo anno di superiori seguito mentre era a Houston. Non si è mai arresa. Gli ultimi giorni insieme alla famiglia si è spenta serenamente con mamma, papà e il fratello sempre accanto. Ha scelto di essere cremata, le sue ceneri ritorneranno in Italia a metà luglio per una cerimonia funebre. Condannato per favoreggiamento in appello il medico legale padovano Massimo Montisci aveva effettuato l'autopsia sul corpo di Cesare Tiveroni, il 70enne padovano morto dopo essere stato investito nel 2016 dall'auto guidata dall'autista dell'allora top manager della sanità veneta Domenico Mantoan.
Con la sua autopsia in qualità di consulente della Procura di Padova stabilì che Cesare Tiveron, 78enne padovano, morto il 13 settembre del 2016, fu vittima non di un incidente stradale contro una macchina, ma di una dissecazione aortica avvenuta qualche secondo prima dell'impatto. Il professor Massimo Montisci era finito così sotto inchiesta e oggi è stato condannato in appello per favoreggiamento, assolto per il reato di depistaggio. La pena è stata ridotta ad 1 anno e 8 mesi. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. L'auto coinvolta nell'incidente dove morì Cesare Tiveron era guidata dall'autista dell'ex manager della sanità veneta Domenico Mantoan, che era in macchina in quel momento e stava uscendo dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto, imboccando via Gattamelata a Padova, violando l'obbligo di svolta a destra. Secondo la pubblica accusa, il medico legale avrebbe agito per compiacere e attenuare la posizione dell'autista di Mantoan, che ha patteggiato 1 anno e 2 mesi per omicidio colposo. Ora la condanna per Montisci. La sua difesa potrebbe ricorrere in Cassazione. Condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione con rito abbreviato Alessandro Giovanardi, il 25enne di San Zenone degli Ezzelini, che nella notte di Halloween di oltre 1 anno e mezzo fa, sotto l'effetto di alcol, investì e uccise la 22enne Miriam Ciobanu, la ragazza originaria di Tolmezzo che da tempo viveva con la madre in provincia di Treviso, che stava attraversando la strada a Pieve del Grappa. Il giudice inoltre ha disposto la revoca della patente. Uno spacciatore 17enne di Thiene è stato denunciato dagli uomini della polizia locale mentre tentava di disfarsi delle dosi in suo possesso. I poliziotti eseguivano controlli nei parchi su segnalazione dei residenti. Thiene, un ragazzo di 17 anni residente in città è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane era stato intercettato dagli agenti di polizia locale nel parco Aldo Moro mentre tentava di disfarsi di un sacchetto con 11 dosi di hashish. Sul degrado della zona infatti erano giunte ai poliziotti numerose segnalazioni dei residenti. In compagnia del ragazzo altri 4 minorenni che hanno tentato di fuggire ma alla fine sono stati identificati. A seguito di una perquisizione personale, il 17enne che aveva tentato di seppellire il sacchetto con le dosi è stato trovato in possesso di ulteriori 24 involucri di hashish, di un bilancino di precisione e di 95 euro ritenuti provento dello spaccio. E a Vicenza si potenziano i controlli serali soprattutto in occasione degli eventi e nelle piazze della Movida, ma anche per prevenire il fenomeno dei furti nelle abitazioni. Movida e sicurezza nelle serate estive, al centro dell'attenzione del Comitato Ordine e Sicurezza riunito in prefettura. Un potenziamento delle pattuglie, specie nelle ore serali, per quella che si profila come una strategia volta non solo a prevenire eventuali furti in abitazione in un periodo dell'anno in cui le case restano spesso vuote per le vacanze, ma per monitorare e tenere sotto controllo piazze e spazi destinati alla Movida. Il prefetto di Vicenza, in coordinamento con le forze dell'ordine all'interno del Comitato di Ordine Pubblico e Sicurezza, sta predisponendo il piano per l'estate per intensificare i controlli in collaborazione chiaramente anche con la Polizia Locale del Comune di Vicenza e con le altre realtà amministrative della provincia, perché durante l'estate ci sono alcune attività che vengono intensificate, ad esempio relative alla Movida e quindi al disturbo della quiete pubblica la sera o peggio in alcuni casi con la presenza delle baby gang nei centri storici e quindi di veri e propri reati. È cruciale questa attività di prevenzione, di verifica e di controllo. L'abbiamo visto nei giorni scorsi con il provvedimento del questore Dario Sallustio che ha portato alla chiusura definitiva del bar Las Vegas, un bar che per tantissimi anni, anzi possiamo dire ha causato grandissimi problemi nella zona di via Lanza. Dopo 3 chiusure temporanee, il questore, grazie alla norma prevista dall'articolo 100, ha potuto prevedere la revoca della licenza. Questo grazie a una grande attività di indagine, di presenza sul territorio da parte delle forze dell'ordine coadiuvate dalla polizia locale. Ecco, questa presenza è necessaria ancora di più durante la fase estiva. Le speranze si erano fatte flebili, poi è arrivata la triste conferma. È stato recuperato nel Sile il corpo di Giorgio Visentin, l'anziano scomparso domenica da casa in Lungo Sile Mattei a Treviso. Era il fondatore dell'omonima armeria.
È stato trovato nella prima mattinata nelle acque del fiume Sile, a Silea, il corpo senza vita di Giorgio Visentin, il pensionato 84enne ed ex titolare dell'omonima armeria trevigiana, scomparso da domenica scorsa. L'anziano era sparito dalla sua abitazione in zona San Zeno e subito era scattata una denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Sulle sue tracce si erano messi i vigili del fuoco, la polizia e i volontari tutti della Protezione Civile di Treviso. Le ricerche però hanno avuto un tragico epilogo. A dare l'allarme in mattinata è stato un runner che percorreva di corsa la restiera al confine tra Treviso e Silea. Ha notato tra gli arbusti un cadavere e ha subito allertato i carabinieri, che sono risaliti all'identità dell'uomo scomparso da casa da 4 giorni. Non è ancora chiara la causa della tragedia. L'anziano potrebbe essere scivolato accidentalmente in acqua o essersi reso protagonista di un gesto estremo. Ed ora parliamo della morte di Alex Marangon. Tra poche ore, nel primo pomeriggio, l'autopsia sul corpo del 25enne di Marcon. Importanti gli esami tossicologici, i prelievi dei tessuti per accertare se il giovane avesse assunto o meno sostanze psicotrope. Rituali sciamanici, assunzioni di tisane a base di piante come l'ayahuasca con effetti psicotropi illegali in Italia, ma anche altri riti come il cambò, l'immissione nel corpo di una sostanza allucinogena prelevata da una rana amazzonica. 1 a 2 giorni nell'abbazia di Vidor, che avrebbe previsto la presenza di un santone direttamente dal Sud America, e poi il via la cerimonia per purificare corpo e mente ascoltando la musica New Age con una frequenza di 432 Hz. Ma qualcosa è andato storto. Alex intorno alle 3 del mattino ha gridato, poi è uscito dalla stanza correndo, forse sotto l'effetto di queste sostanze. Dove sia andato, cosa sia successo sarà difficile da ricostruire, ma i genitori non si danno pace. Qualcuno lo ha accompagnato fuori, qualcuno può aver visto. Quindi noi confidiamo che qualcuno che era qua sappia qualcosa, che dica qualcosa, che anche in incognito, senza fare nome, in modo che capiamo cosa è successo, capiamo dove può essere andato, insomma. Lo aveva chiesto con le lacrime la mamma, che lo ha ripetuto l'altra sera alla trasmissione Chi l'ha visto. Sarà l'autopsia che dovrà chiarire le cause della morte, se il 25enne sia negato o sia finito nel Piave già privo di vita. In procura ha aperto il fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. È morto come conseguenza di altro reato, ma questo è un'ipotesi che viene fatta per poter fare un'autopsia, per poter aprire un fascicolo, anche in assenza di evidenze specifiche. Poi all'esito dell'autopsia si dirà se effettivamente la morte è stata la conseguenza di un altro reato, in particolare di assunzione di sostanze illecite. Se dovessero risultare queste sostanze nel registro degli indagati, potrebbero finire gli organizzatori dell'evento e forse anche i proprietari dell'abbazia. Sul greto del Piave era stata trovata una tunica sulla quale la mamma di Alex avrebbe trovato 2 capelli lunghi, ma sembra dagli accertamenti che non fosse appartenuta al figlio. Tante sono le domande a cui mancano delle risposte. Certo è che il 25enne non aveva ferite da difesa, ma alcune lesioni sul corpo. Ci sono dei segni di lesioni sul cadavere, ma il cadavere è stato trascinato nelle acque del Piave per vari chilometri, quindi questi sono compatibili con il trascinamento del corpo nel Piave. Ecco, poi l'autopsia ci dirà se qualcuna di queste lesioni è stata prodotta quando la vittima era ancora viva. E anche quel morso, forse di un animale selvatico. Alex è morto durante quella cerimonia, ma altri avrebbero potuto rischiare, vista la zona impervia e vicina al Piave. Ed ora la denuncia della FLAI CGIL, il ramo del sindacato che si occupa di agricoltura, di una vicenda di caporalato che in provincia di Treviso coinvolgeva una 60ina di immigrati indiani. Stiamo cercando di curarlo. Per fortuna non era una vipera velenosa, perché se fosse stata una vipera velenosa ci sarebbe rimasto secco. Morso da un serpente ma lasciato così, senza nessuna cura, anzi minacciato se avesse lasciato il campo dove lavorava. È forse l'aspetto più crudele di una vicenda di sfruttamento e caporalato avvenuta fino all'aprile scorso in diverse aziende agricole trevigiane. Protagonisti 57 indiani arrivati in Italia con il decreto flussi, chiamati da aziende fittizie tra Caserta e Napoli, con legami in India, dove ai malcapitati era stato promesso un futuro di lavoro regolare dietro pagamento anche di 10.000 euro. Una volta atterrati però hanno trovato solo un futuro di clandestinità che li ha portati dritti nel giro del lavoro illegale e del caporalato, pubblicizzato attraverso i social come nel caso di questo pakistano. Annunciava la possibilità di lavoro
annunciava la possibilità di avere un permesso di soggiorno in maniera veloce, quindi di regolarizzarsi, di avere una casa e quindi di cominciare a far guadagnare questi poveri disgraziati. 57 quelli finiti dentro questa casa di Negrisia di Ponte di Piave, dove venivano prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi di radicchio tra le vigne di Prosecco e dove lavoravano per 5 euro a cassone, riempito fino alle 10 di sera, quando i gregari del caporale venivano a prenderli per scaricarli nuovamente davanti alla casa di Negrisia, ma anche su quest'altro casolare in mezzo alla campagna di Oderzo. Poco o niente da mangiare, niente acqua calda, niente luce, una vita quasi da bestie, scoperta quasi per caso dalla CGIL, quando alcuni di loro sono finiti a Latina ed hanno incontrato la stessa sindacalista di Satma Singh, il bracciante morto per l'amputazione di un braccio mentre lavorava in nero. Una volta avuto il contatto con loro, naturalmente parlando lei punjabi, ci ha segnalato il caso. Sparito il caporale e i gregari, con un bottino stimato intorno ai 350.000 euro di fatture pagate dalle aziende agricole trevigiane. Dei 57 molti si sono dispersi nel territorio. Ma nelle ultime settimane siamo stati contattati da Pordenone, Firenze, da Vicenza e da altre zone d'Italia perché questi lavoratori vogliono avere un contatto con noi per poter denunciare anche a loro. Testimonianze che serviranno alla magistratura per individuare e denunciare le aziende che hanno utilizzato illegalmente questi indiani a seguito dell'esposto presentato dalla CGIL. Sindacato che chiede giustizia per questi lavoratori truffati e sfruttati in un territorio che paradossalmente ha bisogno di loro, ma regolarizzati. La Bossi-Fini non consente il rilascio di permessi di soggiorno se non stai lavorando, ma a volte si crea il cortocircuito che vediamo e servirebbe un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. È un problema serio quello del caporalato in Veneto, che non coinvolge solamente l'agricoltura ma anche altri settori come il tessile, l'edilizia e la logistica. Dopo la denuncia shock della CGIL è intervenuto anche il mondo politico regionale, dall'assessore all'agricoltura Federico Caner al senatore Dem Martella. Condizioni disumane, turni massacranti, nessuna umanità né pietà. Il lavoratore morso dal serpente e costretto a lavorare senza essere soccorso lascia senza parole. Beh, guardi, queste poi sono condizioni veramente disumane. Qui ci dovrebbe essere il carcere a vita per chi tratta le persone in questo modo, perché significa proprio abbandonare, quindi omissione di soccorso, addirittura, come è stato nel caso che abbiamo visto, addirittura di perdita della vita. Quindi in questo caso penso che la legge dovrebbe intervenire anche in maniera più dura. Una vicenda incredibile, continua l'assessore, che ci ha lasciato desolati e perplessi, fatti che non dovrebbero accadere nel 2024. Tante le iniziative messe in cantiere dalla Regione per stroncare il caporalato e aiutare i lavoratori, come il progetto Navigare, che aiuta le persone che decidono di denunciare queste situazioni di illegalità e le reinserisce nel mondo del lavoro. Non solo. Credo però che un'idea che potremmo portare sul tavolo nazionale anche di fronte al Ministero potrebbe essere quella di utilizzare le nostre cooperative sociali, anche le cooperative di tipo B, per fare formazione nei paesi di origine, portare qui queste persone in maniera legale, poterle anche mettere a disposizione, diciamo, del mondo agricolo, perché bisogno di manodopera effettivamente legale ce n'è, ma poterli poi inserire nel nostro tessuto lavorativo con un controllo però da parte delle nostre cooperative che sicuramente insomma non si comportano come questi sfruttatori. Anche nella nostra regione il caporalato è una piaga ben radicata grazie alla CGIL, spiega il senatore Martella, che ha portato alla luce questa vicenda. Bisogna contrastare questo sfruttamento vero e proprio, bisogna contrastare questa forma di criminalità e investire su rifugi e dimore che possano essere sicure, fare i controlli, aumentare il numero di ispettori che controllano, perché ovunque si possono annidare situazioni di questo genere che portano con sé sofferenza, ingiustizie, casi drammatici come quello che abbiamo visto a Latina e un impoverimento complessivo della nostra società, della nostra economia, anche del settore produttivo dell'agricoltura. Ora parliamo dei danni provocati dal maltempo, un fenomeno sempre più frequente nella nostra regione. Il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcona, ha attivato una task force tra vari enti per un'azione sinergica a contrasto delle alluvioni.
Danni per oltre 40 milioni di euro, quelli stimati dall'amministrazione di Castelfranco a seguito del maltempo del 25 giugno scorso che ha causato l'esondazione dell'Avenale. Il sindaco Stefano Marcon ha convocato una task force con Regione, Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, Genio Civile e Settore Difesa del Suolo per cercare di capire come prevenire futuri disastri di questa portata, anche se viene ribadita l'eccezionalità dell'evento che ha colpito l'area castellana e che in futuro l'intelligenza artificiale potrebbe essere di grande aiuto. 120 mm in 4 ore è un record storico, non si era mai verificato nel bacino nostro e quindi è un indicatore nuovo. Questo a mio modo di vedere servirà per aggiornare i modelli matematici che poi producono le previsioni meteo piuttosto che gli interventi che si dovranno fare quando si parla dei tempi di ritorno di precipitazioni simili. Di questo ne abbiamo parlato anche nel tavolo coordinato oggi dal sottoscritto assieme ai consorzi di bonifica, i 3 che gravitano nell'area di Castelfranco, assieme alle autorità di bacino. Oggi partiremo in una raccolta e condivisione di dati da inoltrare alle autorità di bacino, i quali provvederanno a riaggiornare le mappe e cercare di trovare delle soluzioni che in parte magari abbiamo indicato o potremo indicare per salvaguardare il bacino dell'Avenale, Castelfranco Veneto e tutta l'area che gravita sul gestione delle acque del torrente Avenale e del Muson. Bacini di laminazione, nuovi terreni da utilizzare come casse di espansione, si stanno valutando tutte le possibilità per mettere in sicurezza l'area che era già stata colpita un mese prima da un'altra ondata di maltempo anomalo. È necessario sicuramente fare una cassa di espansione a nord di Castelfranco, a sud di quelle attuali e fare anche un accordo e una cassa di espansione a sud per garantire un maggior deflusso delle acque dalle fosse di Castelfranco. Nel frattempo il governo ha stanziato per il Veneto 26 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Un primo importante intervento, ha commentato il presidente Zaia, che però dovrà certamente essere integrato con ulteriori ristori nel prossimo futuro. Allora parliamo dell'assassinio che è avvenuto a Preganziol. Ci colleghiamo con Christian Arboit che si trova per noi sul posto per avere tutte le ultime novità. Buongiorno Christian. Buongiorno Filippo, a te e tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Siamo ritornati sulla scena del crimine, qui in via Maleviste a Canizzano, comune di Treviso. Siamo a ridosso del comune di Preganziol. Questo è il luogo dell'orrore, questo il luogo dove è stato ritrovato il corpo della povera Vincenza Saracino, 50 anni. Una vicenda che ha scosso profondamente il territorio, la comunità di Treviso, quella di Preganziol, dove la donna lavorava ed era molto nota. In questo collegamento vi facciamo vedere l'interno di questo edificio, il luogo del ritrovamento del corpo di Vincenza. Fino a ieri qui c'erano i carabinieri, fino a ieri qui ci sono stati dei rilievi particolarmente meticolosi, anche con metal detector, per ritrovare innanzitutto l'arma del delitto, che ancora non si è trovata, almeno a quello che ci ha dato sapere, poi ogni elemento utile per ricostruire le ultime ore di vita, gli ultimi istanti di vita di Vincenza. Qui, come hai visto, come ha inquadrato Nicoletta Rizzetto, un gesto di pietà umana, questi fiori gialli che sono stati portati dall'amica Marica, la ragazza che abbiamo intervistato ieri, titolare del bar La Perla, uno dei locali, il locale dove la donna è stata vista per l'ultima volta, e fra poco ritorneremo anche al Bar Perla e ti farò sentire quelle testimonianze che sono testimonianze davvero preziose. Nel frattempo siamo entrati nel luogo del delitto, questa la scena del crimine. Come vedi Filippo, è una zona assolutamente incolta, il degrado c'è, si vede, calcola che poi appunto in questi giorni questo luogo è stato messo anche a posto proprio per consentire ai militari dell'Arma di fare le proprie ricerche. Queste sono le pareti, questa è
la zona dove è stato recuperato il corpo di Vincenza Saracino. Riversa a terra appoggiata a una parete con 2 fendenti, uno alla mandibola, l'altro probabilmente quello letale alla gola. E qui ti do un'altra notizia, perché l'autopsia sul corpo della donna sarà effettuata domani presso l'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale di Padova. Quindi come vedi, questo è un posto veramente dimenticato da Dio. Ti faccio sentire le parole di Marica, le parole del titolare del bar che l'ha vista per l'ultima volta prima appunto dell'incontro tra Vincenza e il suo killer, il suo aguzzino, il suo assassino. Quindi risentiamole queste testimonianze importantissime. C'è solo un grande stupore, un grande dolore, una cosa che ti lascia assolutamente disorientato. Non penso avesse nemici, ecco, questo così da dire, assolutamente. Non credo avesse cattiveria dentro di sé. C'è soprattutto sconcerto tra chi conosceva anche solo di vista Vincenza Saracino, la donna uccisa e trovata morta a Canizzano, un volto noto per quanto discreto il suo. All'Iperlando di Preganziol i carabinieri sono tornati anche nelle scorse ore, si stanno visionando i filmati del circuito interno ed esterno. Abbiamo a disposizione tutte le telecamere del supermercato per cercare di dare una mano più possibile. Quante telecamere ci sono tra dentro e fuori? Circa una settantina. Una settantina di telecamere? Sì, più all'interno che all'esterno ovviamente, però il perimetro è coperto e tutto l'interno del supermercato. Non si può escludere a questo punto che la donna possa aver incontrato il suo aguzzino mentre faceva la spesa o che sia stata seguita una volta all'esterno del supermercato. Speriamo sia una cosa che si risolva e anche per la signora ovviamente di avere la verità su questa cosa qui. Tra Preganziolo e Canizzano intanto serpeggia inquietudine. Sempre stata una zona tranquilla, ieri è successo quel fattaccio e spero rimanga isolato. Non ho mai saputo di niente in queste zone, anzi sono sempre stato tranquillo, sempre faccio passeggiate tranquillamente. Continuerò a farle, però all'occhio. Uno ci pensa 2 volte, insomma, ecco, a muoversi anche da solo in pieno pomeriggio, perché non parliamo di sera tardi, buio, cioè 6-7 di sera, insomma d'estate ancora il sole alto, ecco. Però in generale secondo me ci vogliono più controlli, ci sono pochi controlli, sono sincero. Io vedo nel mio piccolo ci sono pochissimi controlli. Pochissimi controlli, quindi serpeggia l'inquietudine tra i residenti in questo lembo di terra tra Preganziol e Treviso. Avete sentito alcune testimonianze, quelle in particolare del direttore dell'Iperlando che ha messo a disposizione le telecamere del supermercato, ma appunto vi dicevo degli ultimi avvistamenti, in particolare quelli che si sono registrati al bar La Perla che si trova in via Bacchina, 7 comuni in comune di Preganziol, sulla direttrice che porta a casa, nell'abitazione di Vincenza. E quindi risentiamo anche queste testimonianze importantissime ai fini dell'indagine. Qui non ce l'ho vita io lì, in quella posizione là. Quindi ha preso le sigarette, il caffè, che cosa? No, sigarette solo ho preso. Le Marlboro Light. Vittorio De Piccoli, titolare del bar Trattoria La Perla, è una delle ultime persone ad aver visto Vincenza Saracino ancora viva. Sono le 6:15 circa di martedì sera. In questo locale in via Bacchina, 7 comuni, la donna si fermava praticamente tutti i giorni, prima o dopo il lavoro, sempre in sella alla sua bici. Aveva paura delle auto, Vincenza, per tutienza, per questo preferiva la bicicletta, diventata con il tempo elettrica. Veniva qua la mattina o a rientro dal lavoro, veniva qua, o sigarette o un caffè, quella, 2 parole. Marica, figlia di Vittorio, non vede direttamente Vincenza martedì sera, ma il marito Fabio, che si presenta nel locale dopo circa un'ora dalla moglie. Verso le 7, adesso non so dirti il preciso l'orario, è venuto con il marito e mi ha chiesto se l'ho vista.
Io gli ho detto guarda, io personalmente non l'ho vista perché ero a casa, provo a chiedere a mio papà e fatalità lui l'aveva vista e mi ha detto guarda, gli ho dato le sigarette e basta. Però gli ho detto guarda, prova ad andare anche al bar vicino a Liperlando, che so che si ferma là di solito a fare due chiacchiere o magari a bere qualcosa. E infatti il marito di Vincenza si reca anche nel locale a ridosso dell'Iperlando dove la donna aveva fatto la spesa, qui però nessuno l'ha vista. È venuta lunedì a prendersi le sigarette e il caffè e non l'ho più vista da lunedì. Quindi è venuta lunedì qui da voi? Lunedì qui sì, non l'ho vista martedì. Ma è venuto poi il marito martedì sera a cercarla? Sì, è passato il marito a chiedere se era passata qui e gli abbiamo risposto di no, che qui non l'abbiamo vista insomma. A Canizzano i balconi della casa dove Vincenza viveva con il marito e la figlia sono socchiusi. Fabio chiede di essere lasciato in pace. Resta il ricordo di chi la conosceva. Impossibile, dicono tutti, che qualcuno potesse farle del male. Lei che era sempre allegra e generosa. La trattavo come un'amica, più che cliente. Sono rimasta male. No, avevo più parole. Mi sembra troppo strana la cosa perché sia successa a una persona come lei. Quello. Vincenza di cosa parlava solitamente? Ma parlavamo un po' di tutto, magari vacanze, dove vuole andare, cosa vuole fare, magari al lavoro, com'era, se si lavorava o meno, un po' di tutto. Ci dispiace molto per quello che è successo e non ho altre parole purtroppo ora. E che persona era, ce la puoi descrivere? Una persona solare, tranquilla, spensierata, non aveva pensieri, era semplice. Non aveva pensieri, era semplice, insomma avete sentito, le descrizioni di questa donna combaciano tutte, ma gli interrogativi restano e sono tantissimi. Vincenza è stata trascinata qui dentro? Ovviamente è un interrogativo che per il momento non trova risposta. Aveva un appuntamento con il suo killer, il suo aguzzino. Vi ricordo che la casa di Vincenza è qui di fatto a 300 metri, basta seguire via Maleviste e si arriva all'incrocio a una rotatoria e lì si trova la casa di Vincenza. Vincenza con sé aveva anche la spesa che aveva fatto all'Iperlando, quindi non si capisce davvero perché ci sia stata questa deviazione di 300 metri. È stata una deviazione fatta in autonomia, qualcuno le ha teso una trappola, c'era un appuntamento in ballo di qualsiasi natura. Veramente tutte le piste sono aperte, si sta indagando senza sosta, si stanno setacciando le telecamere, ma qualche segnale potrebbe arrivare dal telefonino della donna, dallo smartphone che si trovava nella borsetta. C'era un appuntamento, ci sono degli elementi utili. Quello che si può dire in questa fase è che tutti i contatti sono scandagliati, compresi quelli del lavoro. Vincenza che lavorava al sexy shop di Preganziol, e quindi in questa fase si stanno anche ricostruendo i rapporti lavorativi della donna. Un focus particolare è in corso sui clienti abitudinali del sexy shop di Preganziol, dove la donna lavorava da anni, sexy shop tra l'altro gestito dal marito. Quindi veramente qualche dettaglio in più potrebbe arrivare domani dall'autopsia che, come ti ho detto Filippo, sarà effettuata all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Questo allora il luogo del crimine, questa la scena del delitto. Da qui vi salutiamo con Nicoletta Rizzetto, facendovi però sentire anche le parole del sindaco di Preganziol, Elena Stocco, sindaco che ha messo a disposizione le immagini della videosorveglianza, che parla di una comunità sotto shock e che chiede giustizia. La sindaca Elena Stocco, e poi a voi la linea.
Una notizia tragica che sconvolge la nostra comunità, le comunità di Preganziole e Treviso, la comunità di Preganziole in quanto ovviamente la persona Vincenza era conosciuta, aveva l'attività lavorativa e anche i passaggi effettuati all'interno del territorio, esercizi commerciali, ne facevano appunto una persona conosciuta e quindi è chiaro che la tragicità della notizia ha colpito davvero tutti noi. Lei l'aveva mai intravista? Ne aveva conoscenza diretta? Non ne avevo conoscenza diretta, non avevo conoscenza della famiglia, ma sicuramente la nostra comunità è rimasta sconvolta appunto per questa tragica notizia. Si tratta comunque, questo è il termine utilizzato anche dagli inquirenti, di un femminicidio. Sono in corso ovviamente le indagini, per cui auguriamo ovviamente buon lavoro a chi sta curando le indagini e ci auguriamo che venga presto definito il quadro in cui si è consumata questa tragedia. Chiaramente la notizia appunto ci sconvolge appunto perché vittima è una donna, per cui maggiormente ci sentiamo ovviamente coinvolti dalla tragicità di questo evento. Quindi ovviamente un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono state molto attive nelle fasi di ricerca e ci auguriamo davvero che le indagini arrivino presto ad una identificazione dei responsabili. Che ci sia la piena verità, che si faccia luce. Che venga fatta presto chiarezza, sì. Ecco, da parte vostra come comune immagino abbiate messo a disposizione le telecamere, perché sulle telecamere si stanno concentrando i carabinieri, gli inquirenti in queste ore. Sono in corso le indagini, chiaramente con tutti i mezzi a disposizione, per cui davvero ci auguriamo che venga presto fatta chiarezza. Quindi sì, massima collaborazione e ci auguriamo davvero che sia fatta presto luce. Tra l'altro quella zona del Terraglio, dell'Iperlando, è particolarmente monitorata dalle telecamere. L'auspicio appunto è che, trattandosi di un quadrante delimitato e quindi gli spostamenti sono stati mappati rispetto a quello che è stato la dinamica dell'evento, ci auguriamo davvero che ci siano gli elementi utili per arrivare presto ad una soluzione e che quindi venga scoperto davvero l'autore di questo delitto. Ancora notizie di cronaca: sequestrati tra Venezia, Padova e Udine oltre 140 kg di tabacco da masticare di contrabbando, è l'esito dei controlli della Guardia di Finanza, che ha anche portato alla denuncia di 2 persone. Durante un'operazione eseguita nei giorni scorsi dai Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego di Venezia, sono stati sequestrati tra il capoluogo lagunare, Padova e Udine oltre 140 kg di tabacco da masticare di contrabbando. 2 le persone denunciate, entrambe di origine pakistana. Tutto è partito da una serie di controlli su Mestre e nel Padovano, dove sono stati individuati 3 esercizi commerciali specializzati nella vendita di generi alimentari, gestiti dallo stesso titolare. Qui sono stati sequestrati circa 34 kg di tabacchi lavorati esteri, in particolare da masticare, e successivamente, ricostruendo la filiera di approvvigionamento, i finanzieri hanno individuato un altro negozio, questa volta specializzato nella vendita di articoli di telefonia e informatica, situato a Udine, al cui interno venivano commercializzati sempre tabacchi lavorati esteri di contrabbando. La merce veniva poi distribuita in un'ampia area del nord-est, tra cui Venezia e la provincia di Padova. Qui i sequestri di tabacchi sono stati pari a 114 kg. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato, con conseguente segnalazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la quantificazione dei tributi evasi e la valutazione in merito alla possibile applicazione della sanzione accessoria della temporanea chiusura degli esercizi. E ora voltiamo pagina, voliamo sull'altopiano di Asiago, siamo in piena stagione estiva, quindi anche turistica, e facciamo il punto della situazione con Vanessa Banzato. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo, come dici tu, proprio in quella che è la perla dell'altopiano di Asiago, dell'altopiano, la città di Asiago appunto, e sono con la vice sindaca nonché assessora alla cultura e al turismo della città di Asiago, Ludovica Tondello. Intanto vogliamo confermare, vice sindaca, che nonostante il maltempo l'afflusso del turismo, questa ondata di turismo non si è assolutamente fermata, e quindi Asiago si riconferma ancora una volta una meta preferita proprio dai turisti, dagli italiani e stranieri. Assolutamente sì, l'afflusso c'è, continua a crescere, soprattutto al momento nei weekend. Speriamo che le condizioni meteorologiche migliorino, così che ci sia anche infrasettimanale, quindi anche proprio che ci siano anche
anche periodi molto più lunghi di turismo e chissà magari soprattutto anche persone straniere che arrivano in città. Esatto, proprio così. Tante le attività, tante le iniziative che vengono offerte qui ad Asiago e sull'altopiano. Sì, si apre domani la prima proposta con la mostra Gran Turismo a cura di la ditta Brazzale e tutta la famiglia che ringraziamo. Ci saranno gli aperitivi con l'autore dal 19 luglio. A cura di Ascom con Giunti. Ci sarà Piazza Asiago dal 28 luglio al 2 agosto e sottolineo eventi gratuiti, quindi aperti al pubblico. Ci sarà poi Asiago Live dal 9 agosto al 14, un evento per tutte le età con Pucci, chi vuole stare sul comico, e altri, insomma, Alfa, vari cantanti. Ecco, insomma, un modo per far vedere come l'arte, la musica, la pittura e tant'altro, ecco, la bellezza, insomma, vada ad albergare in questa stagione estiva anche nella bellezza di quello che è tutta la natura e il territorio che caratterizzano Asiago. Sì, esatto, chiuderemo poi la stagione con Made in Malga, che sarà i primi 2 weekend di settembre. Cosa c'è da aspettarsi? Vi aspettiamo numerosi, siamo qui e la nostra proposta, come ha detto lei, è ampia su vari gusti e varie... Non siete preoccupati, ecco, tornando proprio alla domanda iniziale relativa al maltempo, non vi ha preoccupato, nonostante questa pioggia che pare non voglia finire perché un giorno sì e un giorno no, insomma piove, però ecco, non siete preoccupati? Al momento abbiamo fronteggiato appunto questa condizione di criticità al meglio, speriamo che ora il meteo venga a nostro favore. Bene Filippo, insomma abbiamo sentito, incrociamo le dita, chissà che davvero le condizioni meteo siano sempre verso il miglioramento per un'estate degna d'essere considerata tale anche qui in altopiano e soprattutto nella città di Asiago. E da Asiago è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzatio, al suo ospite, e dall'altopiano di Asiago noi ci spostiamo sui Colli Euganei. Oggi sarà una giornata importante perché ad Agadir nel pomeriggio arriverà il verdetto che potrebbe sancire il riconoscimento dell'area come biosfera UNESCO. Noi ci colleghiamo in diretta con Monselice, dove si trova Valentina Visentin, con la collaborazione tecnica di Cristian Rocche Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Filippo, noi siamo nella sala consigliare del comune di Monselice e qui con me c'è il consigliere comunale e ex vice sindaco, ma siamo in attesa della nuova giunta, Andrea Parola, e il vicepresidente del Parco Colli Antonio Scarabello, perché c'è grande attesa. Ovviamente alle mie spalle c'è il collegamento con Agadir in Marocco, dove c'è l'assemblea UNESCO che proprio oggi dovrebbe decidere il verdetto, la sentenza per il Parco Colli, che potrebbe dunque entrare a far parte della MAB UNESCO, della riserva biosfera UNESCO, un importante riconoscimento che premierebbe un lungo lavoro fatto dal Parco Colli, ma anche dai 15 comuni che si trovano all'interno di questa area così bella ma anche fragile del territorio della provincia di Padova. Il dossier era stato presentato a settembre a Parigi e oggi finalmente la risposta. Andrea Parolo, c'è grande attesa. Cosa significherebbe questo riconoscimento anche per i comuni che sono all'interno del Parco Colli? Beh, sicuramente è un grande riconoscimento per un territorio, un'area, 15 comuni che ci hanno creduto in questo percorso, in questo progetto, per avere un marchio che ha una visibilità a livello universale, a livello internazionale, un marchio di protezione, un marchio di tutela, ma soprattutto un marchio che identifica una comunità, un territorio, anche sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, ma anche un marchio che rappresenterà un volano per il turismo a livello mondiale. Antonio Scarabello, tante le eccellenze che ci sono a livello di prodotti enogastronomici all'interno del Parco Colli, ma anche tante le specie presenti che ne caratterizzano la biodiversità. Assolutamente sì, questa è una delle peculiarità su cui si è basato il dossier,
un dossier particolarmente atteso, un dossier molto, diciamo così, composto di tutte queste peculiarità speciali di cui è proprio il parco. E vorrei ribadire, come si diceva all'inizio, siamo partiti ancora nel 2010 con questa iniziativa, un'iniziativa che è stata attesa, è stata voluta da tutte le amministrazioni, ma non solo le amministrazioni, anche da tutti i stakeholder locali, per cui alle associazioni di categoria, agli agricoltori, gli albergatori, diciamo così, anche le persone che fruiscono proprio di questo bellissimo territorio. Un territorio che ricordiamo ha delle eccellenze enormi, come dicevi, dall'enogastronomia, ricordiamo i vini, ricordiamo il discorso ad esempio delle alte peculiarità, per cui ad esempio l'olio di oliva, per cui i prodotti enogastronomici locali, ricordiamo il discorso delle sensorialità legate alle trattorie, agli agriturismi che sono presenti nel territorio, veramente un percorso di eccellenza. Abbiamo dal punto di vista attrattivo una serie di viabilità, piste ciclabili, di percorsi che veramente le persone apprezzano e vivono quotidianamente all'interno del nostro territorio. Vi dico solo che dal post-Covid noi praticamente abbiamo triplicato le presenze in questo territorio. Ecco. Quindi incrociamo un po' le dita, siamo in attesa, un'attesa che ci fa trepidare perché il collegamento era previsto per le 15, hanno anticipato le 11, dopo si uniranno molti altri amministratori locali e speriamo ovviamente di brindare con una delle eccellenze del nostro territorio che è l'aperitivo euganeo che verrà proprio presentato oggi. Grazie. Sì, c'è appunto grande attesa perché ovviamente si parlava delle 15 come orario fatidico per il verdetto, ma l'assemblea è stata anticipata ed è già in corso. Ovviamente se ci sono novità dal Marocco vi faremo sapere. Lì proprio ad Agadir c'è il presidente del Parco Colli Alessandro Frizzarin insieme all'assessore regionale Cristiano Corazzari, appunto in rappresentanza della regione Veneto. Da Monselice intanto è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini in collegamento da Monselice con la collaborazione tecnica di Cristian Roque Agliende e noi da Monselice ci spostiamo a Mestre perché ci sono delle novità importanti che riguardano la cosiddetta area dell'ex Umberto I. Come sapete una zona di Mestre che da diverso tempo è per così dire in attesa di nuova destinazione. Bene, oggi ci sono delle novità, ce le racconta Ilaria Marchiori che si trova sul posto con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Nuova Castelvecchio, la porta verde della città. Questo è il nome che è stato dato questa mattina alla presentazione del progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Umberto I qui in via Antonio da Mestre. Un progetto che si attendeva da tempo perché da troppo tempo, come anche hai anticipato, i cittadini chiedevano fosse riqualificata questa zona che ormai è diventata teatro di degrado, bivacco e tutto quello che sappiamo, compresi episodi anche di risse e spaccio. Bene, ora quest'area verrà riqualificata, il progetto è stato presentato proprio questa mattina in municipio a Mestre, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e la presidenza dei supermercati Ali, perché sono stati proprio loro a prendere in mano questo progetto per riqualificare l'area, un progetto che costerà 150 milioni di euro, quindi un ampio progetto. Ci saranno moltissime aree verdi che completeranno questo spazio, oltre all'area del supermercato che però in qualche modo sembra essere marginale perché moltissimi saranno appunto gli spazi verdi, parco giochi, spazi dedicati alla socialità per i cittadini, insomma quasi una sorta di nuova cittadella. Solo per darvi qualche numero ci saranno 320 piante, 250 invece saranno nuove, 70 conservate nel giardino storico. Insomma è stato definito un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana con tanti spazi per i cittadini, tanto verde e soprattutto quello che probabilmente interessa maggiormente i cittadini, maggiore sicurezza e più controlli, perché come si dice ormai da sempre più un'area viene vissuta, come si sta cercando di fare anche in via Piave con questi fine settimana in cui si organizzano delle feste, meno mancanza di sicurezza ci sarà, meno degrado ci sarà, meno spaccio, e quindi è proprio questo anche uno degli obiettivi. Il progetto è pronto a partire, a essere realizzato, ci vorrà ovviamente qualche anno visto quanto ampio possa essere,
però quello che ormai è certo è che finalmente quest'area verrà definitivamente riqualificata. Sentiamo proprio le parole del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ai nostri microfoni e io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Sì, abbiamo dovuto aspettare che la precedente gestione fallisse, perché sennò non si poteva sbloccare. Quando è fallita si è fatta la gara, un'asta, ha vinto il gruppo Ali e assieme a loro abbiamo lavorato in silenzio in questi anni. Il progetto che vedete oggi è un progetto che è stato pensato, ripensato, calibrato e ricalibrato, è stato già fatto vedere, ieri l'abbiamo approvato in giunta e oggi adesso sarà la presentazione, una bellissima cosa, perché recuperiamo un'area importante della città che è un perno ma è anche un punto di arrivo e abbiamo pensato prima di tutto ai cittadini, ma soprattutto anche a livello di qualità della città. Insomma, dopo vedrete il progetto e poi lo vedremo costruito, perché penso che tra una cosa e l'altra inizieranno il cantiere il prossimo anno. Sindaco, da tempo i cittadini chiedevano la riqualificazione dell'area. Sì, l'abbiamo chiesto a tutti da sempre. Ogni area che viene bloccata perché non c'è una programmazione, perché ci sono gente che critica, eccetera, eccetera. Questo è stato quando si sono fatti progetti fantasmagorici senza i soldi, senza il bilancio. Ieri ho dato una tabella di bilancio e un giornale ha messo soltanto i dati di quest'anno delle società. Io avevo fatto vedere come erano le società nel 2015 e come sono oggi. Se manca l'onestà intellettuale di sapere cos'è la matematica e i numeri, non puoi realizzare niente. Tu prima di fare un progetto devi fare un'analisi e l'analisi è sempre accompagnata da questioni tecniche legate appunto ai numeri. Allora, se sei una persona obiettiva devi vedere le cose, i fatti, dopo le idee, le ideologie lasciamole lì, ognuno ha le sue, anzi posso dire che è anche il bello della vita, ma quello che dobbiamo imparare a fare è insegnare ai nostri giovani a vedere i fatti. Ecco, questa è una cosa realizzata oggi con le gambe di chi sa fare le cose. Prima si hanno fatti un sacco di progetti, di idee, quante volte abbiamo visto gli stadi, le cose, poi venivano e la gente non ci crede più e non va più a votare. Se invece tu presenti delle cose che sono fattibili e le fai, andate a vedere la Vezza di ieri, è fatta. Non ho mai fatto discorsi io, ho fatto e tutte le cose le faccio. Ci fermiamo un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, 5 indagati per droga a Belluno, sospesa la licenza a un bar definito una centrale di spaccio e il bilancio di un'indagine condotta dalla squadra mobile cittadina. Il bar Loreto, nella omonima via a poco meno di un centinaio di metri da Piazza dei Martiri, crocevia di consumo e spaccio di droga, hashish, marijuana e cocaina, cessione di dosi al dettaglio e consumazione al banco garantiti agli avventori, in alcuni casi anche minorenni. L'indagine della squadra mobile di Belluno andava avanti dalla scorsa estate, quando i poliziotti avevano avuto la certezza che il gestore del bar avrebbe spacciato droga favorendone l'uso. L'attività investigativa si è chiusa stamani con l'esecuzione di 2 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Belluno su richiesta della Procura nei confronti di un 27enne e di un 24enne, uno dei quali titolare e gestore del bar Loreto, che approfittando della sua professione di barman si sarebbe dedicato allo spaccio. Per entrambi il provvedimento dispone il divieto di dimora in provincia di Belluno. Fra i 10 e i 15 euro il prezzo di una dose di hashish, fra i 70 e i 100 quello per la cocaina. Un'attività florida a cui avrebbero collaborato altre 2 persone residenti in provincia di Treviso e frequentatori del bar, ritenuti responsabili a loro volta di spaccio al dettaglio di cocaina verso i clienti bellunesi. Uno di questi in particolare è stato arrestato in flagranza lo scorso 13 dicembre per la detenzione di 30 grammi di cocaina. Il secondo si spostava anche in provincia, avvalendosi nell'ultimo periodo anche di una terza persona per le consegne materiali della droga. Per tutti e 5 gli indagati sono state disposte perquisizioni domiciliari. Questa mattina il personale della Polizia Amministrativa ha eseguito l'ordinanza del questore che ha sospeso al bar la licenza per 30 giorni. Scippata, gettata a terra e trascinata per alcuni metri in via Giacomelli. La vittima è una donna 63enne che stava camminando in centro a Treviso ieri nel pomeriggio. Immediata la chiamata al 113, gli agenti delle volanti sono intervenute ed hanno rintracciato l'aggressore che era fuggito verso Borgo Cavour. L'uomo è stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione in flagranza di reato che ha consentito di recuperare un centinaio di euro in contanti sottratti dal portafoglio della vittima.
Ed ora parliamo di baby gang. Scattano i provvedimenti del questore di Venezia nei confronti di giovanissimi ritenuti responsabili di episodi di violenza e di reati di natura predatoria lungo il litorale di Venezia gli scorsi fine settimana. Tra i destinatari dei provvedimenti ci sono anche 2 vicentini. Adottate dal questore di Venezia 10 diverse misure, 3 fogli di via obbligatori e 7 DASPO Willy a carico di minori per aver provocato un forte allarme sociale, determinando in alcuni casi un vero e proprio problema di pubblica incolumità, in riferimento ad episodi consumati lungo il litorale iesolano. Un primo foglio di via è stato adottato nei confronti di una persona che girovagava per il centro di Jesolo con un coltello da cucina, che ha allarmato i passanti, che hanno subito allertato i poliziotti. Gli altri 2 fogli di via sono stati adottati nei confronti di 2 giovanissimi che negli scorsi giorni avrebbero partecipato a piccoli furti ai danni di coetanei sul litorale, anche avvalendosi del concorso di altri minori. Oltre a questi provvedimenti sono stati adottati anche 7 DASPO Willy a carico di minori presunti responsabili di altri reati di natura predatoria. E ora ci trasferiamo a Bassano del Grappa, dove la discussione, forse anche la polemica, riguarda la sospensione dei plateatici in centro, seppure per alcune ore e in occasione di eventi particolari. Scene di ordinaria chiusura in pieno centro a Bassano. Potrebbe sembrare l'epoca del Covid, ma i tavolini accatastati e le sedie vuote senza avventori li abbiamo visti in un mercoledì di luglio, effetto dell'ordinanza del comune che imponeva la sospensione della concessione di solo pubblico a uso plateatico e obbligava i locali pubblici a rimuovere tutti gli arredi e gli ingombri presenti in Piazza Garibaldi e Piazza Libertà. Tra gli esercenti c'è chi non ci sta e lamenta i disagi, pur apprezzando la promozione di iniziative in centro. Ogni iniziativa da parte del Comune è ben vista e accettata benissimo da tutta la popolazione, dai commercianti, ed è fondamentale che questo avvenga, però ci deve essere un dialogo più importante, noi siamo apertissimi al dialogo ed è fondamentale per la buona riuscita di qualsiasi tipo di evento e per rendere Bassano competitiva con le altre grandi città del Veneto. I turisti che scelgono l'Italia lo fanno per il 68% per motivi legati all'enogastronomia e trovare i locali chiusi non aiuta di certo lo sviluppo. In più il personale di servizio ai tavoli in queste situazioni viene lasciato a casa, riducendo anche, seppure solo per un tempo ridotto, la vitalità del centro. Noi siamo come tutte le altre attività commerciali, diamo un servizio di igiene, un servizio di sicurezza, servizi primari, acqua, eccetera, che sono fondamentali per un turista che per muoversi la prima cosa che fa è vedere dove pranzare, dove fermarsi a bere, i locali, prima ancora di vedere i monumenti e i musei, che sono sicuramente una tappa importante, ma sappiamo che si muovono principalmente per questi motivi. La porta resta comunque aperta al dialogo proprio nei giorni in cui si sta insediando la nuova amministrazione comunale. È fondamentale che ci sia sempre un tavolo aperto di dialogo, di dibattito sano, perché non vi è una senza l'altra. Le amministrazioni hanno bisogno delle società e delle attività commerciali, le attività commerciali hanno bisogno delle amministrazioni. Dunque, questa è la posizione di esercenti e ristoratori. Allora andiamo a sentire qual è la risposta del neo sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco. Rivitalizzare e valorizzare il centro storico. Non parliamo solo di mettere un freno al degrado, alla movida fracassona, parliamo di una politica lungimirante di aiuto verso gli esercenti del centro, di sostegno e di sussidi, ma soprattutto di dialogo e di idee. Certamente l'amministrazione di Nicola Finco dovrà prendere in mano le grandi incompiute cittadine, ma parallelamente bisogna dare attenzioni a chi tiene in vita il cuore pulsante della città. E questo il nuovo sindaco lo sa. Darò un mandato chiaro a tutti i miei assessori, insomma, di focalizzarsi ovviamente su tutta la città, ma anche con un occhio particolare al centro della nostra città che sta vivendo un momento particolare. Cosa può fare un'amministrazione? Può creare, quel terreno fertile affinché le aziende possano investire nel centro storico di Bassano del Grappa, quindi con tutta una serie di attività, di iniziative programmate per tempo, col coinvolgimento ovviamente delle associazioni di categoria, perché ovviamente oggi il centro di Bassano è un centro appetibile, perché vediamo, insomma, grazie anche
alla Pedemontana, arrivano numerosi, diciamo, turisti un po' da tutto il territorio, ma anche tantissimi cittadini che per passare una serata vogliono venire nel nostro centro città. Quindi sicuramente bisognerà fare un piano di rilancio del commercio, però poi ovviamente la parte da un punto di vista imprenditoriale la dovranno fare gli imprenditori e i commercianti. E in quest'ottica diventa decisivo, se non fondamentale, realizzare il progetto del marchio d'area e poi implementare il dialogo con i commercianti e gli esercenti. Quanto prima andremo ad avviare un tavolo di confronto con loro proprio per capire quali sono le criticità, perché comunque ci sono delle problematiche legate al centro cittadino, sappiamo e l'abbiamo detto più volte anche in campagna elettorale, bisogna trovare un equilibrio tra le esigenze dei cittadini e dei residenti e quelle ovviamente dei commercianti. Bassano sappiamo che è una città giovane, una città viva, che insomma è un punto di riferimento per moltissimi giovani del territorio, però non può essere preda di situazioni un po' imbarazzanti come abbiamo visto nell'ultimo fine settimana, quindi insomma bisognerà trovare un equilibrio tra le varie esigenze. Dopodiché ovviamente una delle missioni che ci siamo presi per questo mandato amministrativo è creare il famoso marchio d'area, quindi un marchio che serva sia a promuovere il territorio ma a promuovere anche tutti gli eventi che vengono proposti in tutta l'area bassanese. Un primo passo, insomma, che Finco promette partirà dunque dal centro, da anni in cerca di una svolta, o per dirla in stile campagna elettorale, di un cambio di passo. Ora parliamo di una truffa, di una promozione truffa che sta apparendo sui social network e che riguarda il trasporto pubblico vicentino. Il messaggio è allettante. L'amministrazione di Vicenza lancia una campagna per migliorare la situazione ambientale aumentando l'uso del trasporto pubblico da parte dei residenti della regione. E poi l'offerta: ottieni la tua tessera SVT per il trasporto pubblico gratis per un anno. Peccato che la comunicazione è una fake, lo annuncia ufficialmente la stessa SVT. Il messaggio finto è stato creato da un account altrettanto inventato, Trasporto Pubblico Vicenza. SVT si dichiara del tutto estranea all'annuncio che ritiene sia stato diffuso probabilmente allo scopo di carpire i dati degli utenti per altri fini, così come evidentemente sarebbero falsi i commenti di presunti utenti che dichiarano di aver ricevuto la tessera. SVT ricorda che gli unici canali di vendita autorizzati per le tessere sono la biglietteria in autostazione, le agenzie sul territorio e il sito internet www.svt.vi.it. Ai cittadini si raccomanda la massima attenzione alle comunicazioni commerciali di dubbia provenienza. Ed ora parliamo dello stato dell'arte dei cantieri per le Olimpiadi del 2026, perché il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è recato in provincia di Belluno per un sopralluogo ai cantieri. Al termine di questa bella mattinata di sopralluoghi da Cortina, passando per le varianti, ci racconta che cosa ha visto? Ho visto degli operai al lavoro, dopo, mi diceva il sindaco, 50 anni di attesa qua nelle varianti in Cadore, stiamo rispettando i tempi previsti, anzi. Si sfila il caschetto in un fuori programma improvvisato al termine di una mattinata di sopralluoghi ai cantieri delle opere olimpiche. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi in tour nel Bellunese per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Contiamo di finire in anticipo, le Olimpiadi sono un grande stimolo per recuperare il tempo perduto, tutto nei tempi previsti, nonostante i gufi. Vi ricorderete che fino a qualche mese fa c'era gente che diceva non ce la faranno mai, andiamo a fare il bob in Svizzera, in Francia, in Austria, altrove. Le Olimpiadi sono Milano-Cortina, quindi conto che per il territorio sia un grande passo in avanti. A Cortina la delegazione con Salvini e anche i referenti del CIO, delle federazioni internazionali della Fondazione Milano Cortina, ha assistito alle operazioni di ghiacciamento del mock-up dello sliding center, cioè del modello di 15 metri in scala reale della futura pista di bob, slittino e skeleton. Il sopralluogo è proseguito allo sliding center e successivamente allo stadio del ghiaccio. Lunga l'attesa a Tai all'ingresso ovest della variante che bypasserà il paese, che fra i 3 cantieri da 250 milioni complessivi che si incontrano lungo la 51 di Alemagna è quello economicamente più imponente. Giornalisti indesiderati all'incontro con i sindaci all'imbocco del tunnel. Le immagini che vi mostriamo infatti sono state fornite da Baggio Foto Studio per conto dell'impresa Vianini. Delle varianti di San Vito, Valle e Tai si parla da 40 anni, progettate per i mondiali del 2021 che difficilmente potranno essere pronte per febbraio 2026, ma il ministro, mosso da ottimismo, azzarda. Negli anni 70 si parlava delle varianti, quindi diciamo che se ci arriviamo come nostro obiettivo, come mio obiettivo, dicembre 25, vuol dire che cambia la vita di questi paesi. Ho parlato con i sindaci, ovviamente
togli traffico, togli inquinamento, bisognerà che i sindaci con le comunità lavorino per tenere vivo il centro dal punto di vista commerciale, culturale, però ci sono tante iniziative col territorio che stiamo portando avanti. Sindaci che hanno atteso Salvini all'interno dell'imbocco della galleria TAI Ovest e che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di consegnargli un dossier sul villaggio di Borca che il ministro ha garantito di voler studiare. Al Ministero oggi pomeriggio mi porto a Roma un dossier che per il Cadore e il Bellunese ha tante prospettive, però oggi fatemi dire grazie alle imprese, agli operai e ai lavoratori, perché quello che sembrava impossibile fino a qualche mese fa adesso è oggettivamente reale e si tocca con mano. E allora opere per le Olimpiadi, opere olimpiche ma anche infrastrutture. Allora sentiamo l'opinione di industriali e anche semplici cittadini che hanno partecipato a questa giornata di sopralluogo. È certamente importante anche per lui capire da vicino l'imponenza e l'importanza di queste opere che, ricordiamo, sono in realtà una legacy di quelli che erano i mondiali 2021. Maestranze schierate per l'arrivo del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Siamo a TAI di Cadore, questo è il varco 2, quello che vedete alle nostre spalle è l'imbocco della galleria cantiere Ovest della variante di TAI di Cadore. Il ministro è in provincia di Belluno, una mattinata molto intensa per i sopralluoghi nei cantieri delle opere olimpiche. Alla spicciolata sindaci e autorità attorno alle 11 si sono diretti all'imbocco della costruenda galleria TAI, opera che in Cadore attendevano per i mondiali di sci del 2021. Ora si deve correre per arrivare all'appuntamento olimpico senza ulteriori ritardi, con tutte le conseguenze del caso, fa sapere la sindaca di Pieve di Cadore in riferimento alle deroghe per i lavori notturni. Il sacrificio della popolazione chiaramente c'è, perché è tutto interesse di Pieve di Cadore ottenere la realizzazione di questa variante, in modo anche da far respirare la nostra frazione che è TAI, però d'altro canto ecco, i disagi sono inevitabili, ma noi siamo sempre in contatto con ANAS e oggi avremo modo anche di ribadirlo al Ministro, la nostra posizione. Abbiamo fatto un'analisi delle attuali 3 varianti di TAI, Valle e San Vito, i cui tempi anche da quel punto di vista sono rispettati, sono interventi che hanno una diversa modalità di esecuzione e ora diciamo che si sta correndo nonostante il tempo non abbia aiutato le imprese, però le cose stanno procedendo bene. Quanto al resto delle arterie del Bellunese, Padrina ha ribadito al Ministro l'importanza della 203 a Gordina, che rimane priorità di intervento, come segnalato in un incontro a Roma al Ministero lo scorso gennaio. E poi ci sono le altre necessità del territorio, su tutte la strada di collegamento della Val di Zoldo e la Feltrina. E adesso parliamo di sanità, perché è stato presentato il nuovo centro trapianti dell'ospedale di Vicenza e la nuova terapia intensiva post-operatoria. 2 interventi da 2.700.000 euro. Per noi ci sono Luisa Bertini con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Inaugurati oggi qui al San Bortolo il nuovo centro trapianti e la nuova terapia intensiva post-operatoria. Adesso ne parliamo con il direttore generale Patrizia Simeonato. Sì, il centro trapianti è stato strutturato integralmente, quindi abbiamo un nuovo centro trapianti. Un centro trapianti che esegue attualmente 50 trapianti di rene. È un centro trapianti che è stato, come dicevo, ristrutturato secondo gli standard e i requisiti nazionali sia organizzativi che funzionali, è dotato di 4 posti letto di semi-intensiva, è dotato inoltre di una stanza di accoglienza al paziente e di una sala per la terapia. I trapianti vengono eseguiti di rene qui al San Bortolo da 36 anni, è un'attività che nel tempo si è avuto affinata e, come dicevo, attualmente vengono eseguiti 50 trapianti di rene l'anno. Oltre al centro trapianti abbiamo inaugurato anche la nuova tipo, la terapia intensiva post-operatoria, che è dotata di 8 posti letto. L'attuale terapia intensiva ne ha 5 e quella nuova è stata comunque effettuata secondo livelli qualitativi, di standard qualitativi molto elevati, una tecnologia di ultima generazione, è dotata di 8 posti letto ed è anche dotata, questa è una sicuramente novità, di un posto letto dedicato a pazienti immunodepressi e quindi isolato.
si conferma come centro di riferimento. Sì, e si conferma anche l'impegno e lo sforzo, in primis regionale e ovviamente dell'azienda sanitaria, di garantire sempre un rinnovo tecnologico e strutturale. Le opere inaugurate oggi sono praticamente dell'importo di quasi 3 milioni di euro, quindi sono opere sicuramente importanti e ne abbiamo veramente ancora molte da realizzare. Ecco, abbiamo sentito queste importanti novità sul fronte sanitario e ringrazio il direttore generale. Naturalmente ringraziamo Luisa Bertini che con Simone Squarcina che ha curato la parte tecnica di questo contributo. Ora ci spostiamo a Porto Marghera perché anche a Venezia i lavoratori portuali partecipano a 2 giorni di sciopero che coinvolge il settore. Siamo qua per lo sciopero del rinnovo del contratto del CCNL, fondamentale per tutto il nostro comparto portuale. Ad oggi non abbiamo nessun risultato per quanto possa essere soddisfacente per noi, una piccola ripresa che il nazionale cerca di darci manforte e solidarietà. Non essendo apparsi spiragli nella trattativa sul rinnovo del contratto nazionale scaduto a dicembre 2023, i sindacati hanno aderito allo sciopero nazionale di 48 ore dei lavoratori portuali. Il secondo fermo del settore dopo quello di 4 giorni, dal 2 al 5 aprile scorso. Siamo molto preoccupati di questa situazione e oggi le 2 giornate di sciopero, il 4 e il 5, per noi sono importanti perché i risultati finora ottenuti nel tavolo della trattativa non ci soddisfano proprio per niente. Siamo comunque anche fortemente preoccupati sulla tenuta di questo contratto. Non a caso i nostri nazionali su questa materia ci hanno messo molta attenzione. L'astensione dal lavoro riguarda sia le funzioni operative che quelle amministrative delle aziende che applicano il contratto nazionale dei porti. E proprio in contemporanea con lo sciopero dei lavoratori portuali si è tenuta a Porto Marghera la cerimonia ufficiale di avvio cantieri di un'importante parte del porto commerciale di Venezia. I lavori per la realizzazione del terminal container Montessindia alla Porto Marghera. Una giornata storica con la cerimonia ufficiale alla presenza del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi. Un momento importante perché finalmente si affronta un problema che era fermo da tanto tempo. Credo che poter finalmente riqualificare questa banchina e riportare a utilizzo industriale, economico per contribuire non solo all'aumento dell'occupazione nell'area ma anche della capacità del porto di Venezia sia importante perché è un segnale concreto che le cose si stanno muovendo, quindi è chiaro che ora bisogna cercare di recuperare il tempo perduto e di risolvere anche tutti i vari problemi. L'inizio di un meccanismo che innesca una grande trasformazione del porto, l'ha definito il presidente Di Blasio. Ufficializziamo l'avvio di uno dei cantieri, il cantiere più grande che sia mai stato bandito all'interno dell'autorità portuale. Il valore di questa prima parte, che noi chiamiamo primo stralcio, è 189 milioni di euro, di cui 106 milioni di euro li abbiamo affidati a questa cordata che è guidata da Fincantieri. L'altra parte sarà utilizzata in parte per finanziare la modalità di gestione dei sedimenti che vengono generati sia dalla parte a terra che dalla parte a mare. E quindi io lo chiamo un po' un movimento che innesca un po' la rivoluzione del porto di Venezia. Il nuovo terminal container sarà realizzato in un'area industriale dismessa con una superficie totale di 90 ettari e un fronte di banchina continua a circa 1600 metri. È un'opera in mano di bonifica, tanto vero che Montessindia è comunque all'interno dell'accordo di programma più ampio di riqualificazione e messa in sicurezza, quindi è proprio un segnale forte di riconversione, di andare oltre, di cambio pelle, ma soprattutto di un porto sostenibile. Dal porto di Venezia al quartiere San Francesco di Vicenza i residenti si erano mobilitati per salvare l'ultimo parco della zona, evitando che venisse costruito un nuovo asilo già finanziato con fondi del PNRR. Oggi è arrivata anche la risposta dell'amministrazione comunale che ha spiegato quale progetto c'è per la zona. La
la grande protesta. Era sabato 25 maggio quando i residenti invadevano le strade del quartiere San Francesco di Vicenza per manifestare contro la costruzione del nuovo asilo, progetto tra l'altro già finanziato con i fondi PNRR, per cui il comune adesso è vincolato alla realizzazione dell'opera a meno che non ci siano dei gravi motivi. Col progetto dobbiamo andare avanti, il finanziamento è già stato acquisito e non ci sono motivi per cui recedere, anzi la Corte dei Conti ci chiederebbe risposte in merito se recedessimo da un finanziamento ottenuto, seppur dalla passata amministrazione, per un asilo nido che i dati dimostrano a richiesta, perché l'attuale asilo nell'ultima iscrizioni aveva addirittura 60 richieste che sono rimaste in lista d'attesa. Oggi l'assessore al verde pubblico, Cristiano Spiller, spiega che non ci sono motivi validi per bloccare tutto, tanto più che nel quartiere San Francesco c'è molta richiesta per l'asilo nido attuale, che proprio per questo è stato portato da 60 a 72 posti. Resta una lista d'attesa di 48 bambini che secondo l'amministrazione possono trovare spazio solo se si costruisce una nuova struttura come previsto. Il problema è che il nuovo asilo verrebbe costruito proprio nell'ultima zona verde del quartiere San Francesco. Per questo i residenti protestano. Questo è un ultimo spazio verde del nostro quartiere, accessibile a tutti, dai bambini piccoli agli anziani, ai cani. Ci sono 2 porte da calcio, una rete di pallavolo, tutti si trovano a giocare e a godere del fresco d'estate. I residenti che vivono a San Francesco avevano chiamato noi di Rete Veneta per spiegare le loro ragioni e il comune ha dovuto fare i conti proprio con questo problema. Se si toglie un parco ai cittadini bisogna compensare creando un'altra zona verde e allora oggi l'assessore ci spiega come ha risolto la questione. Adesso vi mostro e vi illustro il progetto che abbiamo in mente. Quest'area contornata con il colore verde è l'area dove attualmente c'è il verde pubblico e che dove verrà posizionato il nuovo asilo. Siccome cerchiamo di dare risposta alle richieste del quartiere che è preoccupato, giustamente preoccupato per la perdita di questo spazio verde, l'amministrazione comunale ha deciso in variazione di bilancio di destinare 275.000 euro per ragionare su questo spazio che attualmente è privato, interchiuso al pubblico e abbandonato da diversi anni, per avviare una trattativa con il proprietario per un'acquisizione oppure, se non possibile, per un esproprio e realizzare in quest'area, che ha sostanzialmente la stessa metratura della precedente, uno spazio verde pubblico aperto alla cittadinanza. Insomma, ci sono 275.000 euro per restituire al quartiere San Francesco un'area verde, un impegno che va apprezzato assolutamente perché è una risposta concreta all'appello affidato dai cittadini a Rete Veneta. Adesso vedremo cosa ne pensano i residenti. La questione dunque non finisce qui, ma continua. E adesso da Vicenza torniamo a Treviso, dove c'è per noi in diretta Christian Arboit per un accordo di collaborazione tra MOM e Carabinieri all'insegna della sicurezza. Christian. Sì Filippo, una vera e propria alleanza. Abbiamo cambiato location con Nicoletta Rizzetto, siamo all'interno del comando dei Carabinieri di via Cornarotta qui a Treviso. Qui con me il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno tenente colonnello. Quella che avete lanciato con MOM è una vera e propria task force per la sicurezza. Quante volte Filippo abbiamo parlato di tensioni sui pullman, di gesti di violenza, di gesti a volte al limite tra legalità e semplice maleducazione. Adesso appunto con i Carabinieri di autisti MOM hanno avviato una collaborazione, se possibile ancora più intensa. Tenente colonnello, avete incontrato quasi 400 autisti MOM in queste settimane, sono davvero tanti. Sì, sono stati incontri importanti che avevano proprio lo scopo di confrontarci e dialogare con gli autisti di mobilità di marca e mettere in comune esperienze e segnalazioni, quindi da una parte i nostri carabinieri che operano quotidianamente sul campo, i carabinieri delle centrali operative, quelli del pronto intervento, quelli delle nostre stazioni e dall'altro appunto gli autisti di MOM. Quali segnalazioni vi sono state fatte? Quali le più ricorrenti?
Ma diciamo che tra le segnalazioni più ricorrenti classiche sono il mancato possesso del documento di viaggio, che molto spesso poi può generare delle criticità, ecco, ulteriori in termini proprio di sicurezza, perché molto spesso c'è anche il rifiuto di fornire le proprie generalità. Ecco, in questo senso sono stati forniti così ovviamente dei suggerimenti su quello che prevede la normativa, e il fine ultimo è proprio quello di una sicurezza partecipata, affinché sia gli autisti di MOM sia gli utenti ovviamente dei mezzi pubblici possano così operare, viaggiare in serenità. Quindi quali sono stati i vostri consigli principali? Sicuramente tra i primi consigli, ma vengono già seguiti, quello di segnalare immediatamente, soprattutto al 112, ma alle forze dell'ordine, eventuali episodi che appunto al di là della mera discussione possono poi trascendere. È bene proprio evidenziare che le chiamate sono state davvero numerose alle nostre centrali operative, e questo ha consentito di orientare le nostre risorse, le nostre pattuglie nel momento in cui appunto si sono verificati magari così episodi che possono incidere ovviamente sulla sicurezza, in primis proprio degli autisti di MOM, ma anche degli altri utenti del mezzo pubblico rispetto a soggetti che si mostrano così riguardosi piuttosto che mettono in atto dei comportamenti contra legem. Poi ecco, ci sono tra l'altro delle situazioni più gravi di altre. Tante volte abbiamo parlato di baby gang, di veri e propri episodi di violenza. Sì, su questo viene fatto un monitoraggio costante, perché in effetti è un fenomeno emergente non solo nella provincia di Treviso, quindi anche qui la finalità è quella di ovviamente segnalare, identificare questi ragazzi, spesso appunto minorenni, che si rendono protagonisti magari ecco, di episodi di danneggiamento piuttosto che di disturbo della normale viabilità, della normale trasporto degli utenti. Insomma. In ultima battuta poi dicevamo episodi più gravi di altri, e ci sono poi delle linee più interessate dai fenomeni critici di altri, in particolare la zona tra Conegliano e Pieve di Soligo. Qui c'è un'attenzione particolare? Sì, diciamo che viene effettuato un monitoraggio attento sulle linee considerate magari un po' più critiche, perché magari gli episodi sono più ripetuti, ma anche perché magari sono maggiormente frequentate proprio da utenze, o magari sono più affollate. La stessa attenzione la poniamo proprio nei pressi delle autostazioni, soprattutto in periodi dell'anno, durante l'anno scolastico piuttosto che in periodo lavorativo, dove questi luoghi molto affollati diventano a volte insomma luoghi dove vengono commesse delle infrazioni o addirittura dei reati. Ecco, perché i pullman non diventino dei porti franchi, è una espressione che aveva utilizzato poco tempo fa ai nostri microfoni proprio un autista della MOM. Quindi grazie davvero al tenente colonnello Marco Turrini, comandante provinciale del reparto operativo dei Carabinieri. Da via Cornarotta con Nicoletta Rizzetto, Filippo, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit anche per questo collegamento. Noi però ci fermiamo un istante e ci rivediamo tra poco. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG. Adesso ci spostiamo sulla laguna di Venezia, anzi su com'era la laguna di Venezia prima che diventasse una laguna in epoca romana, perché si è conclusa la campagna di scavo archeologico sulla villa romana del Sale nel sito di Lio Piccolo a Cavallino Treporti. Abitare e produrre nella villa romana del Sale a Lio Piccolo. Si è conclusa con successo la campagna di scavo archeologico nella frazione di Cavallino, progetto vincente di valorizzazione del territorio e ricerca scientifica nella laguna.
Uno scavo archeologico condiviso con la comunità e quindi l'identità di Cavallino Treporti, che risiede anche in questi aspetti, in questa nostra storia che risale a 2 millenni fa, si ripercuote oggi e diventa un valore aggiunto, un importante valore aggiunto sia dal punto di vista comunitario, quindi della comunità di Cavallino Treporti, ma anche dal punto di vista turistico. Il cantiere archeologico è stato trasformato in un palcoscenico dove comunità, turisti e archeologi si sono confrontati intorno ai temi quali la ricostruzione del paesaggio antico, la sostenibilità dell'uso turistico di questi fragili spazi. Archeologia e cultura devono essere le leve turistiche che vanno a completare l'offerta di un territorio. La moderazione dei numeri e la esclusività unite alla gastronomia, unite allo sport, alla palestra aperta fanno una destinazione. La nostra è una destinazione particolare che deve puntare sulla qualità, perché i flussi non devono gestire le località, ma dobbiamo gestire i flussi. Lo scavo ha permesso di vedere come l'intera villa fosse stata progettata rispondendo a un unico grande progetto di sfruttamento delle risorse lagunari, a partire dal I secolo d.C. e si è scoperto un elemento unico nel panorama veneto. L'aver individuato queste stanze quadrate cubicola, il termine esatto, che sono le stanze dei lavoratori. Sono stanze di riposo, quindi camere da letto, ma anche le camere dove venivano messi di servizio, quindi i propri utensili. Chi sono questi servitori, questi lavoratori? Sono gli schiavi che permettevano la produzione del sale che metteva il motore a questa villa. Ora a Padova per una eccezionale sfilata di Ferrari in centro storico. Il rombo dei motori, colonna sonora di una sfilata d'eccezione nel cuore di Padova. Occhi puntati di curiosi appassionati lungo il listone per ammirare il fascino senza tempo delle Ferrari. Per i 125 anni di ACI Padova, secondo automobile club d'Italia, grande festa con un bellissimo regalo, il passaggio della Ferrari Cavalcade. Oggi noi celebriamo i 125 anni dell'Automobile Club, il secondo club motoristico più antico del mondo, un mese e mezzo dopo Torino, soci fondatori dell'ACI nazionale e della FIA ovviamente. Oggi siamo in festa. Ecco, all'ombra del Pedrocchi li sentite i rumori dei motori Ferrari che stanno arrivando lungo il listone. Il corteo di bolidi con 125 vetture del Cavallino Rampante ha fatto tappa anche a Padova attraversando il centro storico della città. Per l'occasione sono arrivati i proprietari da tutto il mondo. You are a Ferrari owner. Yes, right. And you came from Japan. Yes, Japan. I transfer from Japan this car. So we're from England, UK. Le auto sono state ammirate durante la sosta sotto Palazzo Moroni anche dal sindaco di Padova. Una bella cosa, la gente sta apprezzando moltissimo. A dire piace o non piace le auto, però questi sono capolavori, non sono auto. Ospite d'eccezione anche il presidente di Ferrari e Stellantis, John Elkann. Felici di essere in Veneto, felici di essere a Padova con i nostri clienti che vengono da tutto il mondo di Ferrari e l'accoglienza è sempre fantastica. Con questo servizio si conclude questa edizione di Focus TG. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e poi questa sera l'appuntamento con il talk show Focus. Grazie ancora per averci seguito e arrivederci.